Sono milioni i turisti che ogni anno si riversano, che sia estate o inverno, in questa splendida regione, il Veneto. Arrivano dal nord Europa, arrivano dalla Francia, arrivano da tutte le parti del mondo per Venezia, Verona, le Dolomiti, per Padova, Rovigo. Un'eccellenza che si contraddistingue sia nel cibo che nella storia. Il 22 ottobre forse qualcosa cambierà per il Veneto, verrà espresso un voto sull'autonomia. Per capirne di più, restate in nostra compagnia. Lei cosa vota? Ma da profondamente e convinto secessionista per rabbia non andrei a votare. È ovvio che c'è questo primo passaggio e quindi non si può non andare a votare e bisogna votare sì, perché comunque c'è un primo passaggio verso un qualcosa di più. L'autonomia, che è il referendum per cui si va a votare, è un qualcosa di gentilmente, tra virgolette, gentilmente concesso dallo Stato. Perché? Perché la legge che voleva fare il referendum sulla indipendenza è stato cassato e bocciato. Io sono convintamente secessionista e credo che sia l'unico modo per veramente cambiare profondamente le cose. Ci accontentiamo di ciò che ci ha concesso lo Stato, d'altronde è all'interno di quello che è previsto dalla Costituzione, si poteva evitare anche questo referendum visto che comunque la Costituzione prevede questo tipo di trattative, però ci siamo riusciti, c'è e quindi vogliamo andare, dobbiamo votare sì perché non ci siano scuse dopo per chi sta governando per dire non si può fare nulla. Perché sì? Perché sì, perché comunque è un primo passaggio verso un qualcosa per avere di più come poteri dallo Stato. Poi cosa ci sarà dallo Stato? Questo sarà in base alle trattative, infatti il 22 votiamo convintamente sì, non dobbiamo dare scuse al Presidente di dire non ho i numeri per trattare con Roma, quindi i numeri devono esserci e noi pensiamo che ovviamente ci saranno, però il 23 non sarà niente di diverso dal 22 o dal 21, però il 23 se i numeri ci sono e i veneti vanno a votare, appunto, il Presidente non avrà scuse per dire Roma non ci ascolta. I veneti andranno a votare? Io sono convinto di sì, perché credo che comunque è democrazia. La possibilità di potersi esprimere e un referendum, anche se è solo consultivo, comunque ci dà la possibilità di andare a dire la nostra. Se è vero che i veneti sono da sempre profondamente diversi rispetto ad altre aree del paese, hanno la possibilità di esprimerlo, hanno la possibilità di andare a dire sì, vogliamo più autonomia, sì, vogliamo, se poi appunto, come dicevo, è un plebiscito, chiedere quella che può essere, tra virgolette, l'indipendenza, cioè essere paragonati al Friuli Venezia Giulia, al Trentino Alto Adige, cioè i numeri conteranno molto per poter arrivare a questo risultato importante. E dopo? E dopo vedremo. Sarà la capacità di trattativa del Presidente, perché comunque poi serviranno passaggi istituzionali del Parlamento e quindi credo che i tempi saranno comunque non veloci, non brevi, la trattativa sarà comunque impegnativa, questo dipenderà dai numeri, perché come al solito in democrazia contano i numeri. Certamente se i numeri ci saranno il Presidente non avrà più scuse e neanche Roma ovviamente non avrà più scuse. Il problema è, come dicevo all'inizio, io che sono fortemente indipendentista, il 23 di ottobre non ci sarà ancora nulla di diverso, però staremo a vedere. Ovviamente per stare a vedere questo dobbiamo anche dire attenzione Roma, devi ascoltare i veneti. Io mi astengo con convinzione perché questo referendum è un referendum che in qualche modo non propone niente. Diciamo che la Lega ha proposto questo referendum, ma in realtà probabilmente è uno strumento che sta utilizzando con altri fini, probabilmente elettorali. E
la campagna elettorale che sta portando avanti la Lega è basata su promesse che sono difficilmente immantenibili. Si promette l'autonomia speciale, si promette una revisione della fiscalità, si promette una diminuzione delle tasse, molte promesse, ma poi al dunque il referendum non propone questo. Il referendum di fatto non fa altro che riproporre ciò che è già presente in Costituzione. L'articolo 116 parla di ulteriori forme di autonomia e il referendum questo propone effettivamente. Di fatto si tratta di una domanda retorica e non è il caso che il referendum sia un referendum consultivo, una domanda retorica che non porterà probabilmente a niente. La Corte Costituzionale ha già bocciato la proposta di referendum, erano appunto 4 referendum, in realtà 4 o 5. Questi referendum sono stati bocciati quasi tutti, l'unico che è rimasto è appunto questo, ma proprio per la genericità della domanda. Allora, perché spendere molti soldi, no? Milioni di euro, centinaia di migliaia di euro, milioni di euro per porre ai veneti una domanda a cui poi comunque la risposta, qualunque essa sia, non porterà a niente. Ma un'altra cosa è oltretutto forse un errore che è stato fatto dalla Lega, è stato quello di proporre una domanda facendosi passare per una forza autonomista e decentratrice, quando poi in realtà questo referendum impedisce la consultazione degli enti locali, per gli enti locali, che è prevista invece dalla Costituzione, perché la Costituzione dice se si vogliono riformulare le forme di governo, una diversa autonomia sui territori, bisogna prima sentire gli enti locali e poi con una proposta chiedere al governo romano di intavolare una trattativa. Questo non viene fatto, il referendum parla alla popolazione ma poi passa subito. I veneti andranno a votare? I veneti, una parte dei veneti andrà a votare, io spero non una grandissima parte. È ovvio che per come è stata posta la domanda e per la pubblicità che si sta facendo, alcuni veneti penseranno di andare a votare per un cambiamento che in realtà non ci sarà, quindi diciamo sono stati un po' vengono blanditi i veneti su qualcosa che invece non è reale, non è vero. E dopo? Dopo non cambierà niente, dopo sarà tutto uguale a prima, nel senso che ad esempio l'altro giorno il presidente Ciambetti è uscito con un articolo sul Corriere del Veneto e diceva dopo non sarà più niente, sarà come prima. Non è vero, dopo sarà tutto esattamente come prima, perché non avremo regione a statuto speciale, non avremo una rimodulazione della fiscalità, non avremo alcun vantaggio dal punto di vista delle tasse e quindi non c'è ragione per cui andare a votare. Tutto sommato è questo, non cambierà nulla, dopo rimarrà tutto come prima.